Continuano allora le pillole di Radio Veneto Agricoltura, eccoci qui collegati con Lopo Veneto, anzi Lopo Veneto, vero? Bisognerebbe dire Cesare Bellò, direttore. Licenza grafica. Sì, ecco, Lopo, spieghiamo che cos'è. È un'organizzazione dei produttori ai sensi del regolamento comunitario sull'OCM ortofrutta. Ecco, tu ci rispondi da dove? Io da casa perché lavoriamo in smart working e in questo caso io lavoro 2 o 3 ore al pomeriggio e quindi vado più tardi al lavoro, però lavoro da casa. Ecco, molto bene. Allora, era per dire che dobbiamo fare il punto sull'ortofrutta, veneta in particolare, anche se voi avete un respiro che va oltre ovviamente il territorio veneto, ma si parla di grande difficoltà soprattutto per alcune colture, vero? Sì, a macchia di leopardo, nel senso ci sono alcune colture che vanno bene perché probabilmente il consumatore le ritiene coerenti con questo momento in cui in cui viviamo, e altre invece che vanno molto male. Mi spiego meglio: alcune colture che magari sono considerate positive per affrontare il coronavirus, tipo per esempio l'arancio, e questo sta andando molto bene. Altre culture invece sono considerate, noi siamo tutti a casa e quindi per esempio le colture che davano un livello di servizio molto elevato in questo caso non vengono più utilizzate perché giustamente la gente preferisce cucinarsi a casa il prodotto. Sta partendo anche la stagione degli asparagi, delle fragole. Sì, qua si accavallano i problemi, nel senso che la chiusura delle frontiere prima all'interno dell'Europa e poi al di fuori dell'Europa ha fatto sì che per esempio la manodopera europea non passasse più le frontiere all'inizio, quando l'Italia era considerata l'appestata, e quindi oggi siamo praticamente senza o in carenza di manodopera per la raccolta degli asparagi e delle fragole. Ma sugli asparagi si accavalla anche un'altra questione, che è quella che era un prodotto molto utilizzato dall'Horeca, cioè ristoranti, hotel, catering, e oggi questo è un segmento di mercato totalmente assente. Ecco allora che da questo punto di vista il consumo ne risente, però c'è molta meno domanda, tutto sommato abbiamo recuperato l'equilibrio domanda-offerta attraverso il fatto che non c'è la manodopera che raccolga gli asparagi, quindi c'è poca produzione, abbastanza poca domanda, insomma in questo caso è un problema legato alle quantità che non riusciamo a produrre. La cimice ancora non è un problema, o sì? La cimice al momento non è un problema. Io su questo ho una convinzione che gradualmente nel corso degli anni ristabiliremo un equilibrio. Adesso so che hanno dato la possibilità anche di utilizzare la vespa esotica, quella che combatte la cimice. Da questo punto di vista ci darà una mano a ristabilire gli equilibri. Anche qua va a macchia di leopardo, cioè in alcune zone la cimice ha colpito negli anni precedenti in maniera pesantissima, nell'ambito del frutticolo, nell'orticolo è molto meno un problema. Allora chiudiamo però con un dato economico, per esempio per Oppo Veneto la situazione com'è da 1 a 10? Da 1 a 10 siamo a 80 perché c'è da un lato qualche segmento di mercato tipo la distribuzione moderna piuttosto che il piccolo dettagliante che è cresciuto e sta crescendo a 2 cifre, dall'altro lato segmenti di mercato che proprio mancano, come dicevo, quelli soprattutto legati all'Horeca. La somma però non fa 100, oggi fa 80, 80, 70 e dopo questo è un paniere di prodotti. È chiaro che se uno in questo momento produce solo quarta gamma piuttosto che arance e si trova o fragole, nel caso del Veneto, si trova in difficoltà rispetto alla situazione contingente. Allora, grazie a Cesare Bellò, mi pare che, come posso dire, la parola alla fine sia quella resistere, no? Quindi tenere duro, buon lavoro, l'ortofrutta è importante e quindi grazie per quello che fate. Direi che la parola corretta, Mimmo, è quello che la natura sta facendo su altri fronti: resilienza, cioè che significa resistere, ma con qualcosa di più ci dobbiamo mettere del nostro. La natura ci mette del suo per resistere all'inquinamento e all'impatto ambientale, e l'ortofrutta in questo momento di straordinaria difficoltà deve essere altrettanto resiliente
mettendoci del suo attraverso la professionalità e la capacità delle imprese di rispondere a questa situazione. Grazie a Cesare Bellò.